Latino e Fordongianus. Il comune di Sedilo con i comuni di Paulilatino e Fordongianus hanno realizzato un progetto didattico multimediale rientrante nelle attività volte a promuovere iniziative culturali che mirano alla conoscenza o approfondimento di tematiche inerenti alla lingua e alla cultura sarda. Proprio in risposta a queste esigenze è nato un videogame didattico realizzato in lingua sarda. Un'idea innovativa con la quale il fondamentale aspetto ludico è coniugato perfettamente con quello didattico e culturale, coinvolgendo anche e soprattutto le nuove generazioni. Lo scopo del gioco, cioè la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua sarda scritta e la sensibilizzazione delle persone sull'importanza del bilinguismo, è stato raggiunto. Il messaggio è stato trasmesso in maniera leggera, piacevole, simpatica. Saranno 3 giovani: Antonio Murgia di Fordongianus col nome di Archilai, Francesco Oppo di Paulilatino col nome di Diadoru e Alessandro Porco di Sedilo con il nome di Titino, i protagonisti che attraverso 1000 peripezie ed un grande impegno guideranno alla scoperta di uno dei più grandi tesori, la lingua sarda. Archilai, Diadoru e Titino, tenaci, coraggiosi ed orgogliosi del loro operato, scopriranno alla fine dell'avventura che arrivare all'obiettivo non era poi così complicato. Saranno loro stessi ad incitare altri a cimentarci nella loro stessa impresa ed affermare «prova tu e buru, si denes coraggio». Il videogioco è corredato da testi informativi sulla lingua ed è composto di 18 lezioni con alcune nozioni di base di grammatica, ortografia ed esercitazioni pratiche. Il lavoro sarà presentato a Sedilo, comune capofila del progetto, giovedì 15 dicembre alle 11:30 presso la sala della consulta giovanile, a Paulilatino venerdì 16 dicembre alle 16:30 presso il museo Palazzo Azzori e a Fordongianus sabato 17 dicembre alle 16 presso l'aula consiliare del comune. Ancora cultura, il liceo artistico di